allerta nel Milanese per il transito di un carico di scorie radioattive. Non si conosce il giorno e l'ora del passaggio. Nei guai con il fisco la blasonata famiglia veneziana Donà delle Rose e la dinastia Marzotto. L'accusa aver evaso 65 milioni di euro. Tredicesime più leggere, la CGIA di Mestre chiede la detassazione per dare un po' di respiro a commercianti e artigiani. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. In apertura i sindaci in allarme per il passaggio di un carico di scorie nucleari in A4 nel tratto tra Vercelli e Trieste. Poi verrà imbarcato per gli Stati Uniti proprio nella città friulana. Il servizio. Vertice stamani in prefettura per definire i dettagli del previsto passaggio di un convoglio carico di scorie nucleari sulla A4. Proviene da Vercelli ed è diretto a Trieste e c'è allerta tra i sindaci dei territori attraversati dal passante. I primi cittadini di Mirano, Spinea, Martellago e Salzano hanno trascorso il fine settimana telefonando alla questura e alla prefettura inutilmente per conoscere il giorno e l'ora esatta del passaggio. Lamentano di non essere stati informati quali responsabili della protezione civile per il loro territorio. Hanno ricevuto soltanto un'informativa dalla prefettura sull'imminente passaggio del convoglio venerdì con la richiesta di avvertire preventivamente la popolazione, in particolare le famiglie che vivono più vicine al passante. Nel dubbio Mirano ha deciso di allertare già sabato i cittadini che risiedono a Vetrego, via Caltana e via Olmo. Spinea ha affisso avvisi nelle bacheche pubbliche a Crea, Luneo e Zigaraga. E altre informazioni sono state diffuse online. Il carico consiste in 10 lamine di elemento combustibile irraggiato, denominato MTR, proveniente da attività di ricerca. I rischi sono comunque configurabili soltanto in caso di incidente. Le misure di sicurezza sono estreme: velocità del convoglio a 80 km/h, scorta a distanza di 15 veicoli e blocco degli accessi in autostrada al momento del passaggio. E ora la lotta all'evasione. La storica famiglia nobile veneziana dei Donà delle Rose con la dinastia dei Marzotto è nei guai con il fisco. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro dei beni delle due casate blasonate per un valore di 65 milioni di euro. Maxi sequestro di beni della famiglia Marzotto e Donà delle Rose per evasione fiscale. La Guardia di Finanza ha bloccato beni immobili, terreni e partecipazioni societarie per 65 milioni di euro. Sono 13 le persone indagate dalla Procura di Milano: Vittorio, Matteo, Maria Rosaria, Cristiana e Margherita Marzotto, Andrea, Isabella e Rosanna Donà delle Rose, Bart Zec, Pier Cadmi, Ferdinando Businaro e l'imprenditore immobiliare Massimo Caputi. La famiglia di imprenditori è accusata di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e degli immobili, terreni e partecipazioni societarie a loro riconducibili. Tra gli immobili sequestrati nel Veneto anche una villa a Cortina d'Ampezzo con 25 vani e un'altra a Trissino nel Vicentino con 50 stanze, un'abitazione con altri 30 vani e poi case a Milano, a Roma e terreni. I Marzotto contano su un ingentissimo patrimonio. Insediatisi a Valdagno verso la seconda metà del Settecento, hanno creato un impero nel settore tessile e la dinastia, attraverso la riorganizzazione del gruppo, si è fusa con i Donà delle Rose, storica famiglia nobile veneziana, mettendo insieme le attività delle due famiglie e investendo, oltre che nel tessile, nel vetro e nell'attività vinicola. Il gruppo Holding Industrie Zignago Santa Margherita pare conti su un patrimonio valutato di 2 miliardi di euro. L'inchiesta riguarda una holding costituita in Lussemburgo, ma la sede reale sarebbe in Italia, secondo le Fiamme Gialle. La società ha venduto la Maison Valentino per un valore di 200 milioni di euro, evadendo un'imposta, secondo la Guardia di Finanza, di 65 milioni di euro. E secondo le notizie dell'ultima ora, i magistrati milanesi ritengono che l'intero profitto della vendita del gruppo Valentino sarebbe stato trasferito alle isole Cayman e la IGC, la holding lussemburghese, sarebbe stata creata ad hoc per l'operazione di vendita della Maison italiana. E cambiamo argomento, parliamo invece degli italiani che si dibattono con i problemi della tredicesima. Per chi è fortunato ad avere ancora un posto di lavoro, tra qualche settimana riceveranno la tredicesima però decurtata, lo dice la CGIA di Mestre che l'ha scoperto facendo uno studio. Tredicesime più leggere quest'anno, lo dice lo zelante ufficio studi della CGIA di Mestre, che ha fatto un po' di conti per capire quanto denaro sarà a disposizione degli italiani nel periodo natalizio, considerato il migliore dell'anno per dare impulso all'economia.
Secondo i calcoli dell'associazione di categoria, un operaio specializzato con un reddito lordo annuo di 20.600 euro prenderà 12 euro in meno. Un impiegato con 25.100 euro l'anno perderà 24 euro e un capo ufficio con 49.500 euro ne perderà 46. Questo perché il potere d'acquisto dei lavoratori è diminuito, ossia l'inflazione è cresciuta più del doppio rispetto agli aumenti retributivi. E nei primi 9 mesi di quest'anno, infatti, il costo della vita è cresciuto del 3,1%, mentre l'indice di rivalutazione contrattuale Istat è salito soltanto dell'1,4%, 2 punti in meno. Giuseppe Bortolussi, segretario della CGA di Mestre, torna a proporre la sua ricetta per far circolare liquidità e ridare fiato al commercio, ossia la detassazione delle tredicesime, almeno del 30% per i redditi più bassi. A dicembre, ricorda Bortolussi, bisognerà pagare il saldo dell'IMU e una serie di bollette molto pesanti. Pertanto, se non ci sarà un provvedimento a sostegno delle famiglie, i consumi natalizi potrebbero essere molto modesti, con effetti economici negativi per i bilanci degli artigiani e dei commercianti. E a proposito di difficoltà di tredicesime e di disoccupati, una notizia che ha suscitato scalpore e indignazione anche nel Veneto riguarda Franco Spada dell'Italia dei Valori. È stato nominato al Consiglio regionale soltanto per 5 ore perché ha sostituito un suo collega, Gabriele Sola, che aveva rinunciato al vitalizio. Poi il Consiglio regionale è decaduto. Ebbene, lui, per essere intervenuto in Consiglio regionale soltanto per 5 ore, godrà fino alle prossime elezioni dello stipendio e quindi prenderà 50.000 euro soltanto per aver partecipato per 5 ore nella seduta del Consiglio regionale. Si chiama Franco Spada dell'Italia dei Valori. Lui comunque ha detto si è trattato di 5 ore molto intense. E queste sono le notizie appunto che fanno indignare moltissimo. E ora cambiamo argomento e parliamo di Pierre Cardin. Il Comune di Venezia è alle prese con il bilancio che dovrà far quadrare entro dicembre. Il disavanzo è notevole e la vendita dei terreni, in particolare a Pierre Cardin per la costruzione del Palais Lumière, dovrebbe far tornare parzialmente i conti. Non si ferma la corsa per la costruzione del Palais Lumière di Pierre Cardin a Marghera. Ora lo staff dello stilista italo-francese è al lavoro per l'acquisizione delle aree, tra le quali ci sono quelle di proprietà del Comune di Venezia. A Caffarsetti l'affare fa gola. Si tratta di 19 ettari di terreno del valore di 30-35 milioni di euro, che potrebbero servire a coprire parzialmente il disavanzo del bilancio comunale. Ed è per questo che il sindaco Orsoni punta a chiudere la trattativa prima della fine dell'anno. Nel 2011 a salvare il comune è accorso Prada, che ha acquistato un palazzo sul Canal Grande, e quest'anno Pierre Cardin. Il comune è deciso ad affrettare i tempi anche per un'altra ragione, ossia gli oneri di urbanizzazione che pioverebbero nelle casse sguarnite dell'ente. I primi calcoli, molto complessi, prevedono un incasso di circa 80 milioni di euro, una somma però che solitamente viene pagata entro 6 mesi dalla fine dei lavori, anche se è possibile che l'amministrazione comunale veneziana punti ad incassarne intanto almeno una parte, e per questo l'iter per l'approvazione del progetto sta procedendo a ritmo spedito. Più fretta di tutti però ce l'ha lo stilista, che non ha tempo da perdere. Ha 90 anni e brama a realizzare il suo sogno, la sua Griff legata a Venezia, con un'opera dirompente, una torre alta 225 metri, il doppio del campanile di San Marco, da inaugurare entro il 2015. E ora la cronaca di Mestre. Un romeno ha collezionato 239 multe e gli agenti della polizia locale veneziana lo hanno intercettato e gli hanno sequestrato l'auto. Il romeno ha collezionato più di 200 ingressi nella ZTL non autorizzati per un totale di 20.000 euro di multe, oltre ad una trentina di eccessi di velocità e una decina di soste su attraversamenti pedonali o aree vietate. Il romeno, insomma, se n'è infischiato delle regole che esistono nel comune. È in Italia dal 2008, continuava a circolare con la sua Passat con targa romena, violando inoltre il codice della strada che obbliga entro un anno a munire il proprio mezzo con targa italiana, e per questo è scattato anche il sequestro del veicolo. E ancora la cronaca. A Jesolo i carabinieri della compagnia di San Donà di Piave hanno fermato 2 albanesi ritenuti responsabili di aver smerciato cocaina lungo il litorale per l'intero 2011. Mark Sokol, di 27 anni, è stato portato in carcere, mentre un suo connazionale di 26 anni è stato raggiunto da un provvedimento di divieto di dimora nel comune di Jesolo. Secondo le indagini cominciate nel maggio del 2011, i 2 hanno spacciato in 5 mesi circa 500 grammi di sostanza stupefacente.
E ora qualche manciata di secondi di pubblicità. Rimanete con noi. Il Noceto presenta Noce d'Oro, qualità superiore, sapore inconfondibile. Cerca il punto vendita più vicino a te su www.ilnoceto.it. E ancora notizie dalla provincia di Venezia, esattamente dalla zona del litorale, dove sta per nascere una nuova stazione meteo. Jesolo reclama il suo meteo e il 7 novembre andrà a conquistarselo direttamente a Roma, presso lo Stato Maggiore dell'Aeronautica. Dopo tante previsioni sbagliate che allontanavano i turisti, Jesolo potrà finalmente essere una stazione a sé stante, con soddisfazione di albergatori e commercianti. La partenza in via sperimentale è prevista dalla primavera 2013. I vigili di Mira hanno dichiarato tolleranza zero per chi supera i limiti di velocità. I controlli mediante autovelox sono iniziati sulla provinciale 81 e sulla strada che collega Mira a Mirano. Fino a Natale continueranno a tappeto in ore diurne e serali dalla Brentana alla Romea, da Oriago a Piazza Vecchia. Multe oltre i 100 euro e punti decurtati. Attenzione! E ora spostiamoci nella Marca Trevigiana, dove i comuni non sanno più cosa fare per combattere la prostituzione. Anche se in Italia la prostituzione non è reato, il sindaco di Villorba prova a multare le lucciole. Il primo cittadino, Marco Serena, ha infatti modificato il regolamento di polizia urbana inserendo una norma che vieta di intrattenersi ai margini delle strade in abiti succinti allo scopo di attirare la clientela. Vietato anche far salire in auto le prostitute. Calo delle affluenze per la mostra internazionale di illustrazione per l'infanzia, aperta fino a gennaio a Sarmede, il paese delle fiabe, e giunta al traguardo dei 30 anni. In base ai primi dati, il pubblico è diminuito del 5-6%. Quest'anno per la prima volta c'è un biglietto d'ingresso di 3 euro per gli adulti, mentre fino ai 15 anni l'ingresso è gratuito. Andiamo infine in provincia di Padova, dove la crisi arriva a colpire i settori davvero più impensabili. Sentiamo. La crisi taglia anche le messe. Don Marco Scatolon, parroco delle due parrocchie di Rustega e Fossalta, nei comuni rispettivamente di Campo San Piero e Trebaseleghe, ha quindi deciso di ridurre le messe domenicali. Riscaldare una chiesa e chiamare un sacerdote costa molto più delle elemosine che si raccolgono, spiega Don Marco. Tra poco dovremmo accontentarci di una sola messa per chiesa. Se ne parlava da almeno 30 anni, ora anche Saonara ha la sua Proloco. Il primo consiglio direttivo si è da poco insediato, adesso sono aperte le adesioni individuali. La neonata Proloco si occuperà della promozione del territorio, dalla cultura agli spettacoli. Nella Proloco di Saonara nessuno percepirà alcun compenso, viene precisato, nemmeno un rimborso spese. E ora una notizia per chi cerca lavoro e magari ambisce a entrare nelle Fiamme Gialle. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per titoli ed esami relativo al reclutamento di 16 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico, logistico, amministrativo. Non si deve avere più di 34 anni, la domanda deve pervenire entro il 19 novembre e tutte le informazioni si trovano online. È necessario essere in possesso di un diploma di laurea specialistica o di laurea magistrale o titolo equipollente. E ora le notizie dal meteo. Al nord è rispuntato il sole, ma l'acqua alta non ha ancora lasciato Venezia, dove a metà giornata è stata toccata la massima di 1,5 m sul medio mare. Vediamo ora cosa ci riserva il meteo nei prossimi 4 giorni. Una breve fase di alta pressione porterà più sole e aria più fredda.
Martedì 6 novembre, variabile con ampie schiarite e nubi sparse, bora sulla costa. Temperature in diminuzione, soprattutto le minime, mare poco mosso. Mercoledì 7 novembre, bel tempo con cielo sereno e soleggiato, visibilità ridotta nelle ore più fredde, valori in lieve abbassamento, mare quasi calmo. Giovedì 8 novembre, banchi di nebbia al mattino, poi cielo sereno o poco nuvoloso. Livelli termici in lieve abbassamento, compresi fra i 5 e i 13 gradi. Venerdì 9 novembre, molto nuvoloso o coperto con modeste precipitazioni nella seconda parte della giornata, minime in aumento, invariate le massime. La marea di martedì 6 novembre è sostenuta, la massima alle 4,25 e alle 14 85 cm, la minima alle 22,50 35 cm. Bene, con questo era proprio tutto, grazie per averci seguito, grazie per averci scelti, buon proseguimento, buona serata.